Eccoci qui, allora come promesso siamo ora con Bianca Maria Scotton, benvenuta anche a Bianca, buongiorno. che ha illustrato questo libro che vi consiglio. Anzitutto può essere utile anche a chi non ha fratelli disabili, Certo. perché intanto comprendere insomma, chi è diverso da noi o chi è speciale, come si spiega ai bambini, è una bella lezione per i bambini, anche per i loro genitori, Sì, a sì. volte, soprattutto in questo periodo in cui la diversità a 360 gradi rischia di spaventarci e di paralizzare proprio i bambini. Allora, adesso Bianca Maria Scotton ci racconterà come ha lavorato a queste illustrazioni, diciamo anche dove si trova questo libro, poi voi insomma lo state presentando. Sì, si trova in tutte le librerie del Veneto, poi all'Associazione Pulcino che ci ha sostenuto e nelle serate che faremo una presentazione a gennaio anche alla Voi Feltrinelli. avete qualche informazione, si trova anche in internet? Sì, è anche in internet, c'è la distribuzione anche in internet. C'è una certo. pagina? Sul sito Libreria Universitaria intanto. Ok. Sì. E attraverso la casa editrice Il Prato. La casa editrice del Prato. Questo libro, insomma, è adatto a bambini, diciamo, in che fascia? Ma diciamo che può essere per i bambini prescolari, elementari e poi per tutto il nucleo familiare in realtà. È comunque un primo strumento per approcciare al tema e con un linguaggio appunto semplice e delicato, che non aggressivo, insomma, per un tema abbastanza... Io leggo: questo è l'imprevedibile, tortuoso e affascinante viaggio di un fratello e una sorella alla ricerca di qualcosa di molto speciale. Qui ci sono i loro due zaini, no? Sì. Qui per iniziare. Leggo anche, ho letto prima, che in fondo Giulia Franco ha ringraziato lei dicendo grazie a Bianca Maria che ha dato vita attraverso forme e colori a questo testo con delicatezza e sensibilità, perché è un tema particolare, no? Lei è giovane, però qualche esperienza l'ha avuta, poi ne parleremo nell'ambito dell'illustrazione per l'infanzia, intendo. Però affrontando questo tema, in che modo insomma si è dovuta approcciare dal punto di vista poi dell'illustrazione? Essendo un tema molto difficile e da affrontare in modo comunque appunto delicato, servivano delle illustrazioni appunto delicate, un po' che magari prendessero i colori dolci, pastellati. Abbiamo fatto anche una ricerca anche insieme di vari stili, sempre nei libri per l'infanzia, e abbiamo, confrontando appunto i vari libri, le varie illustrazioni, abbiamo visto che uno stile che si avvicinasse a quello che appunto ho cercato di ricreare fosse il più adatto per questo tema e per i bambini a cui volevamo rivolgerci. Lei e l'autrice vi conoscete dall'epoca, insomma, dalle superiori, del liceo, sì. Quindi possiamo dire che magari lei ha anche provato a immaginare Sì, Giulia bambina. Sì, di sicuro attraverso i suoi racconti, attraverso l'amicizia che ci lega, ho potuto immedesimarmi di più, insomma, e oltretutto ho partecipato ai gruppi che lei ha organizzato nella sessione di gennaio scorso. Mi ha invitato proprio per immedesimarmi ancora di più e per capire, sperimentando appunto il rapporto con i bambini, fratelli o sorelle di bambini disabili, quello che provano, insomma, di persona, certo. vedere qualcosa questi che bambini. magari l'ha stupito, l'ha fatta riflettere, che Beh, io in realtà sono anche educatrice ACR e in un periodo abbiamo proprio affrontato la disabilità e c'è stata una ragazzina che alla domanda che cosa suscitano in voi queste persone ha risposto: mi fanno paura. Questa risposta mi aveva colpito molto perché era molto profonda come risposta e faceva capire che c'era un bisogno di questa bambina, una mancanza, certo, un bisogno di capire, di affrontare comunque il tema. E ripensando a questo episodio, quando Giulia insomma mi ha chiesto di partecipare al progetto, ho detto: in effetti serve proprio uno strumento che aiuti i bambini a capire, anche se non sono fratelli o sorelle di bambini disabili, perché i disabili comunque si incontrano, magari si possono trovare come compagni di scuola o in altre realtà, nello sport, insomma, in altri gruppi musicali, magari in ogni realtà ci possono essere, quindi è giusto non farne tabù, ma affrontare il tema, insomma. Sì, perché poi l'integrazione sia vera, no? Perché esatto. una volta, insomma, sì. Tantissimi anni fa, comunque queste persone venivano addirittura nascoste, esatto, quindi sì. non si sapeva nemmeno della loro esistenza, sì. se non per
per vie traverse. E com'è, insomma, dal punto di vista proprio dell'illustrazione raccontata la storia? Perché poi questa bambina cerca è infastidita, no, da questo guanto rosso che c'è sempre. All'inizio, un po' come nella storia di Giulia, Hina, la protagonista, non si accorge dell'esistenza del guanto, pensa che faccia parte di suo fratello Tabi. Poi andando al parco, in particolare abbiamo selezionato un episodio nell'avventura, andando al parco vede diversi tipi di sguardo dalla gente, di paura, di diffidenza, di disagio, che le fanno scattare qualcosa, le fanno capire che qualcosa di diverso c'è in questo fratello. Capisce allora che deve fare qualcosa per lui e per questo fastidio che sente anche lei e vuole togliere questo guanto. Si ricorda di aver letto di un mago capace di risolvere un po' tutto e partono per questo viaggio immaginario che li porterà nel deserto ad incontrare gli indiani, insomma fanno varie avventure dove possono vedere la difficoltà di avere il guanto ma anche le potenzialità che questo può far suscitare. E quindi un po' si rovescia la prospettiva, esatto, no? Sì, e poi capiranno appunto come in realtà la soluzione non sia toglierlo ma accettarlo. Voi avete già provato a farlo leggere a dei bambini? L'avete testato nella prima fase di elaborazione della storia, avevamo fatto leggere dei pezzi ai bambini per capire intanto se percepissero quello che volevamo dire e in effetti lo percepivano molto bene. E poi sì, per capire anche come riuscire ad arrivare meglio a loro con un linguaggio che fosse adatto. Perché poi spesso... io immagino che per esempio quella bambina che lei citava prima, no, che parlava di paura, lì dipende spesso anche da cosa ti raccontano, no, gli adulti, sì, perché fino a una certa età tu pendi poi dalle labbra degli adulti. Anche magari come lo vivono gli stessi adulti in E realtà. come lo vivono gli stessi adulti, quindi probabilmente se la paura, voglio dire, ce l'hanno i grandi, esatto, è normale che ce l'abbiano anche i più piccoli. E poi... spesso il linguaggio che si deve adoperare, sia visivo che proprio scritto, deve tener conto proprio degli adulti, no? Perché se gli adulti sono spaventati, cioè se qui ci fosse scritto a caratteri cubitali mio fratello disabile, eccetera, già il tipo di linguaggio a qualunque livello rischia di allontanare, no? Anziché avvicinare. Certo. Però abbiamo ancora un paio di minuti, allora raccontiamo anche che cos'altro fa Bianca Maria Scotton, perché insomma diciamo che disegnare è un po', insomma è una passione, immagino che è diventata un lavoro. Ma si spera lo diventi, diciamo, sta incominciando qualche risultato, insomma, io faccio anche il fumetto e le illustrazioni di una rivista di divulgazione scientifica per ragazzi che si chiama Planck, con il patrocinio dell'Università di Padova, in inglese e in italiano, e vuole trasmettere contenuti di fisica, chimica, scienze in generale ai ragazzi dai 9 anni in su, in modo più divertente e con un linguaggio appunto più adatto al target, per stimolare l'interesse di queste materie che magari si scoprono solo un po' più avanti, dalle superiori in poi. E uno che vuole fare il lavoro, insomma, che lei sta iniziando a fare, come fa? Cioè, perché io vedo che lei, insomma, ha fatto anche un'incursione all'estero. Sì, io ho fatto un master, ho frequentato un master a Coventry, che è in Inghilterra, di un anno, e quello è stato sia in illustrazione che in animazione. Quello è stato sicuramente molto formativo e stimolante sia per la lingua, ma anche per l'intensità del percorso che in un solo anno ho potuto Però vedere. lei vorrebbe farlo in Italia? Sì, anche magari all'estero. In questa professione vede molto il freelance come tipo di ruolo. È un po' difficile in questo momento in Italia inserirsi in aziende o in case editrici per fare l'illustratrice, certo. Più collaborazioni per vari progetti. Però insomma, ecco, diciamo che l'augurio è quello di continuare e non mollare mai. L'abbiamo sentito prima anche dire da Giulia per un'altra situazione, quella della sua famiglia. Allora io vi invito ad acquistare questo libro che si chiama Il guanto di mio fratello, l'autrice è Giulia Franco e le illustrazioni sono di Bianca Maria Scotton, e vi lascio a un'altra parte di trasmissione con Alessandra Mercanzini in conduzione, ovviamente altro ospite e altro tema, ma speriamo per voi comunque interessante. Arrivederci.